wanna do now? What you wanna do right now? What you wanna do now? Le locali del Thermal Liper in maglia nera con bande bianche, nel primo set alla vostra sinistra, schierano Swaila Zaidan alzatrice, Lorenza Veronese opposto, Chiara Rampin e Giorgia Fincato schiacciatrici, il capitano Giada Faccioli e Sara Capacci centrali, Ilaria Zatta libero, l'allenatore è Andrea Lazzaro. Le ospiti del Mechanic System Paese in maglia blu con bande bianche, nel primo set alla vostra destra, guidate da Virgilio Vallerini ed Enrico Cremasco, giocano con l'alzatrice Giulia Piva, l'opposto Elisabetta Filippetto, il capitano Alessia Segalina e Sabrina Feltrin schiacciatrici, Elisa Scantamburlo e Giulia Durigael centrali, Giulia Romano libero. Brutto avvio di gara delle ospiti, disattenti in ricezione e molli in attacco. L'efficace servizio della Zaidan propizia il break delle locali che scattano sul 5-0 e allungano poi sul 7-1. Il Paese, in costante affanno in ricezione, si affida al potente braccio della Filippetto, ma il Thermal, compatto e ordinato, risponde con Rampin e Faccioli, incrementando ancora il gap sul 16-6 grazie all'insidiosa battuta in jump float della Fincato. L'ingresso del secondo libero Serena Pestrin per la Romano rinforza la seconda linea trevigiana, ma il Thermal difende e contrattacca appunto da posto 2 con Chiara Rampin e Lorenza Veronese, volando sul 22-14. Il Paese colpisce con la Filippetto, avvicinandosi sul 23-18. Tuttavia l'errore in difesa della Feltrin e la perentoria schiacciata di Chiara Rampin chiudono il primo set sul 25-19 per il Thermal Liper. Buona ripartenza delle ragazze di Andrea Lazzaro, ben disposte a muro e molto efficaci in battuta con Chiara Rampin. Positiva anche la centrale Faccioli, a segno con la fast. Le aponensi vanno avanti sul 4-1, poi però incappano in una fase di appannamento in ricezione, agevolando il recupero del Paese che cresce a muro e rientra sul 7 pari. Il ritmo cala, entrambe le squadre sbagliano molto sia in fase di impostazione che in attacco e si continua su un piano di sostanziale equilibrio fino al 14 pari. Da segnalare per il Paese la buona prova in prima linea di Elisabetta Filippetto, da poco rientrata da un lungo stop per infortunio, mentre il Thermal fa valere la compattezza del gruppo, con la Rampin una spanna sopra le altre. Le trevigiane, coi punti di Feltrin e Durigael, conquistano un mini break sul 17-15, poi colpiscono ancora con Durigael, Segalina e Scantamburlo, mantenendosi in vantaggio fin sul 20-18. Le locali replicano con la Veronese, impattano sul 20-20, poi sono favorite da una svista arbitrale ai danni del Paese e da altri due svarioni delle ospiti, portandosi avanti sul 23-20. Alessia Segalina va a segno da posto 2, ma Lorenza Veronese le risponde subito proiettando le padovane sul 24-21. Il Paese annulla le prime due palle set, ma la fast vincente della Faccioli risolve la situazione per il Thermal, che si aggiudica di stretta misura il secondo parziale. Coach Vallerini fa entrare la giovanissima banda Pamela Spresian, classe 94, al posto della Feltrin. L'inizio del terzo set ricalca quello del primo. Il Paese, impreciso in ricezione e troppo leggero in attacco, non riesce ad arginare le potenti conclusioni del Thermal, con l'ottima Rampin e con la valida Veronese. Le padovane innestano la quinta, portandosi sull'8-2 col muro vincente della Faccioli sulla Filippetto. Una doppia della Piva, sostituita da Anna La Fisca, e una schiacciata in rete della Spresian favoriscono le locali che neutralizzano facilmente i deboli attacchi trevigiani, martellando il contrattacco con l'esuberante Chiara Rampin. L'alzatrice Piva rientra per Anna La Fisca, ma il Paese non riesce a trovare soluzioni alternative in attacco, ricorrendo continuamente a Segalina e Filippetto, che però sono bloccate per 3 volte dal solido muro aponense di Capacci, Rampin e Veronese. Il Thermal piazza un micidiale break di 6 punti volando sul 21-8. Il match di fatto finisce qui. 2 attacchi vincenti della Spresian e una battuta a punto di Elisa Scantamburlo rendono meno severo il risultato finale per il Paese, ma il Thermal Liper chiude in scioltezza col potente lungolinea di Lorenza Veronese, conquistando per 25-12 il terzo set e l'incontro. Abbiamo cominciato questo campionato come squadra giovane, abbiamo tutti elementi molto giovani e stiamo cercando di formare un gruppo in grado di avere dei buoni risultati. Siamo tutte ragazze volenterose che hanno molta forza e alla fine di questo campionato, anche se siamo ancora all'inizio, possiamo dire cercheremo a tutti i costi di fare dei buoni risultati mettendocela sempre tutta
in ogni partita, anche se risulta ovviamente difficile. Questa sera la squadra ha girato in tutti i fondamentali, la battuta, il muro, la ricezione. Siamo contente e anche di aver ripreso bene dopo la pausa natalizia, in cui ci è stata concessa una pausa che ci voleva, e però siamo tornate in forza, comunque anche se con qualche infortunio. Speriamo di riprenderci tutte presto, tutte quante. Siamo migliorati molto sulla fase della ricezione e in battuta stiamo facendo abbastanza bene. La forza del nostro gruppo io ritengo che sia il gruppo stesso, perché sta lavorando bene e in campo, non avendo magari delle individualità particolari, però come gruppo riusciamo a venirne fuori, e questo va molto bene, insomma. Proveremo ad arrivare ai playoff nei nostri limiti e nelle nostre possibilità di un progetto che è partito già 4 anni fa con l'avvento di Andrea Lazzaro, che porta a un progetto di ragazze giovani con l'esperienza. Abbiamo 140 atlete, è un progetto che negli anni questa società sta sviluppando per arrivare a avere una presenza sul territorio molto importante. Il mio ringraziamento principalmente va a tutti gli allenatori che stanno lavorando molto bene con lo stesso obiettivo che ha la società, che è quello indubbiamente di avere un bacino di utenza di ragazze giovani che fanno parte del territorio, e su questo territorio noi vogliamo lavorare e avere degli obiettivi, che questa società ha degli obiettivi importanti anche per il futuro di categorie superiori.